Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento dei Itaius Aperitivi con il Giurista, incontri di carattere divulgativo organizzati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche che hanno lo scopo proprio di mettere in collegamento tra loro il TAI, e tutti voi sapete che cos'è, e lo IUS. Questa sera abbiamo con noi un ospite di fama internazionale che tra breve passerò a presentarvi. Devo prima di tutto però, come sempre, fare dei ringraziamenti. Il primo ringraziamento va ovviamente al nostro Ateneo, in particolar modo al nostro direttore generale Massimo Di Silverio, che ha insistito affinché ripartissimo con questa avventura dopo che si è fermata per il Covid-19. Devo ringraziarlo perché ovviamente è lui che sostiene anche le spese attraverso i fondi del piano strategico, nelle cui attività rientra anche l'organizzazione dei Itaius Aperitivi con il Giurista. Un altro ringraziamento enorme va alle due ragazze che ci aiutano, la dottoressa Valentina Marini e la dottoressa Laura Zucchiatti, che ci hanno aiutato a organizzare tutto, quindi hanno fatto tutto il lavoro di segreteria. E qui abbiamo Valentina, Laura al momento non c'è, però spero che le arrivi comunque il nostro più sentito ringraziamento, poi quando speriamo tornerà tra noi riusciremo a farglielo di persona. Devo ringraziare anche la professoressa Teresa Pertot, che questa sera conduce con me questo Taius. Teresa Pertot è professoressa associata di diritto civile qui da noi a Udine da poco tempo, però si è già, come dire, ambientata molto bene. Ovviamente l'argomento del quale discuteremo stasera non è nelle mie corde, come sapete io mi occupo di diritto agrario e diritto alimentare, quindi è giusto che ci sia qui con noi una civilista che conduca questa intervista. Passo allora a presentare il nostro ospite, il professor Martin Schmidt-Kessel, che è professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza ed Economia dell'Università degli Studi di Bayreuth in Germania. È titolare della cattedra di diritto civile, è docente di diritto dei consumatori, tedesco ed europeo, di diritto privato e di diritto comparato. Anche lui ha un curriculum lunghissimo, quindi questa è la parte più difficile del Taius perché dobbiamo sintetizzare un pochino. È il direttore del centro di ricerca su diritto dei consumatori dell'Università di Bayreuth. Ha studiato giurisprudenza presso l'Università di Friburgo, Monaco e Colonia, dopodiché presso l'Università di Friburgo ha conseguito il dottorato di ricerca e anche l'abilitazione all'insegnamento. È stato professore ordinario di diritto civile e diritto comparato presso l'European Legal Studies Institute dell'Università di Osnabrück, dove è stato anche preside della facoltà per diversi anni, è membro associato dell'Accademia Internazionale di Diritto Comparato. Fa parte anche dell'Associazione Tedesca Società di Diritto Comparato, di cui è segretario generale dal 1 gennaio 2010 e invece dal 2011 è anche membro del Consiglio di amministrazione. Ci sono tantissime altre cose da dire, socio onorario dell'Associazione Civilisti Italiani, mi piace ricordarlo perché se non ho capito male questo riconoscimento gli è stato conferito in un convegno in onore del mio maestro, il professor Giorgio Ciandi, uno dei miei due maestri in verità perché l'altro era Luigi Costato. Altre partecipazioni che posso menzionare sono tantissime, lo faccio appositamente per impressionarvi un pochino perché io quando le ho lette sono rimasta impressionata. Fa parte della Conferenza dei giuristi tedeschi, della Società dei giovani studiosi di diritto civile come membro sostenitore, della Società di diritto di Colonia, dell'Associazione dei docenti di diritto civile, della Società di diritto contrattuale europeo, Società tedesca di diritto internazionale, Associazione degli avvocati italo-tedeschi, Società tedesca per il diritto dell'informatica e nel gruppo anche di lavoro di Bayreuth per la tecnologia dell'informazione e i nuovi media. Fa parte ovviamente di molte reti di ricerca, ovviamente di carattere internazionale, ne ricordo due, la rete di eccellenza Principi fondamentali del diritto contrattuale europeo e il gruppo di studio su un codice civile europeo in cui riveste varie, diciamo così, mansioni e anche il gruppo di ricerca europeo sulla responsabilità civile. Fa parte anche di direzioni, di comitati scientifici, di molte riviste del settore, come capite, dei settori in verità, perché hai un'esperienza molto vasta, alcune di queste tra l'altro le ha fondate e vanta un numero impressionante di pubblicazioni, non soltanto per giunta in lingua tedesca, ma anche in lingua inglese e anche in lingua italiana, perché parla magnificamente l'italiano e adesso lo sentirete. A questo punto io passerei il testimone a Teresa, così inizia a condurre un po' lei questa intervista. Grazie. Beh, anzitutto io ringrazio la professoressa Bolognini per la presentazione, anche per lo spazio che ci viene dato nell'ambito di questo Taius, per il coinvolgimento, e poi ringrazio anche il professor Schmidt-Kessel che ha accettato di farsi intervistare. E quindi inizierei con le domande. Iniziamo con la prima, che forse è un po' personale e riguarda la tua scelta. Come mai hai scelto giurisprudenza? Cioè, cosa ti ha portato a
a questa scelta, a questa decisione? Allora, la risposta facilissima è la ragione della famiglia, il papà, Immaginavo. che era giudice, che era anche come figlio di un camionista, il primo della famiglia che ha studiato, ha fatto il dottorato con Gerhard Kegel a Colonia e poi è diventato giudice del Bundesgerichtshof tedesco, allora, la Corte di Cassazione. E dopo l'elementare c'era una domanda che volete fare dopo, vigili di fuoco, qualcosa. Io ho detto voglio diventare giudice. Subito, con 10 anni. Allora non ho mai perso questa idea e ci sono anche altre ragioni. Della parte della mia madre abbiamo una famiglia con notari dal 700, una famiglia veramente di giuristi, anche in conflitto con l'autorità prussiana, un notaio che ha dovuto traslocarsi perché era involtato nella rivoluzione di 1848. Allora c'è una storia anche familiare, ma soprattutto è il mio padre. Ma perché facoltà di Friburgo? L'unica volta che io ho domandato a mio padre che fare, ma due alternative, perché l'idea era di rimanere vicino a Karlsruhe. Karlsruhe non ha una facoltà giuridica, una università per l'ingegneria, ma non c'è, ci sono alcuni cattedre, ma non c'è una facoltà. Ero mandato perché a Karlsruhe abitava anche la mia fidanzata, adesso la mia moglie di 29 anni, ma la domanda era Heidelberg o Friburgo. Lui ha detto abbiamo tanti contatti con Heidelberg, ma penso che i professori a Friburgo sono meglio. Ok, questa era una risposta abbastanza corta e questa era la ragione perché Friburgo era della scelta. E poi io sono nato a Colonia e ho avuto una nonna a Monaco di Baviera, allora c'era l'idea anche di cambiare l'università un po' e in questo tempo era normale, almeno per studiosi di Friburgo, di cambiare l'università. Oggi è un po' diverso, veramente peccato, ma per me era un motivo centrale la vicinanza di Friburgo e la vicinanza anche della disciplina. Tu però sei diventato professore universitario, non giudice. Sì. E come mai? Hai incontrato qualcuno nel tuo percorso? Chi è stato il tuo tutor universitario e quale ruolo ha avuto anche nella tua carriera? Ja, ovviamente. È troppo distante? Ok. Ja. Penso che il motivo centrale era il diritto comparato, perché noi sapete probabilmente che noi abbiamo sempre questa multidisciplinarità come professore, non siamo da solo professore di diritto civile o diritto comparato o diritto del consumo agrario, pubblico o costituzionale, ma siamo sempre civile e più, o pubblico e più specializzazioni. Io ho fatto l'abilitazione per civile, diritto privato internazionale, diritto comparato, diritto privato europeo, ma era veramente la comparazione. Ho fatto un seminario nel senso tedesco, allora dove si scrive testi, piccolissimi articoli sulla responsabilità di, come si dice, accountant, Wirtschaftsprüfer, sul tema della responsabilità civile delle persone che fanno il certificato sotto la bilancia dell'impresa, come si chiamano? Wirtschaftsabschlussprüfer. E
sul diritto francese. Ho cominciato con il diritto francese, con la responsabilità, perché era il tempo di una proposta di una direttiva sulla responsabilità per i servizi difettuosi. Dopo la direttiva prodotti, responsabilità per i prodotti viziosi, c'era questa proposta della Commissione che era retrattata più tardi. Allora, cominciando con il diritto comparato, ho cominciato di lavorare con Schlechtrim, ma Peter Schlechtrim, ordinario dell'università, in questo tempo presidente dell'associazione di diritto comparato, anche membro dell'American Law Institute, è involtato come membro della commissione anche nelle negoziazioni sulla Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di 1980. Lui era molto impressionante come ricercatore, era un po' diverso come chef, era un po' difficile perché il contatto era veramente raro, anche con i dottorandi alla cattedra, perché una volta per giorno c'era lui per una trentina di minuti, poi ancora. E questo ha avuto come conseguenza che c'erano anche altri professori che sono divenuti molto importanti, soprattutto Manfred Löwisch, un lavorista che mi ha preso alla cattedra dopo la pensione di Peter Schlechtrim per 2 anni. Ho fatto un po' di diritto di lavoro anche con un piccolissimo articolo sulla rappresentanza di lavoratori e il cambiamento di impresa con anche tutti i membri della rappresentanza. E poi Rolf Stirner, che ha fatto un certo programma di mentorato per i suoi dottorandi. Io ho avuto la possibilità di partecipare e questo è il modello per il nostro seminario con i dottorandi che Teresa conosce, anche tu conosci benissimo, perché facciamo ogni mezzo anno un seminario a Bayreuth o anche a Colonia, a Osnabrück, dipende un po', a Berlino, abbiamo fatto nel Ministero della Giustizia anche, per fare un'assemblea di dottorandi, ma avere anche un scambio delle idee e presentazioni. E poi l'ultimo per menzionare è Jürgen Schwarze, che è il ordinario per il diritto europeo. Nella logica tedesca, un professore del diritto pubblico, ma che è molto conosciuto come specialista in diritto europeo. Questi insieme mi hanno veramente orientato. E in questo tempo c'era poi un movimento towards a European Civil Law. E questo movimento di dove Peter Schlechtrim ha anche partecipato come membro della Commissione per un codice civile europeo, era molto importante per il sviluppo, perché l'idealismo di organizzare una codificazione europea con tutti i direttivi dentro, anche ovviamente su base di un concetto sviluppato sulla base del diritto comparato con i concetti comuni o non comuni, ma concetti che può almeno coordinare con i pensieri nazionali. Questa era la situazione di base, ma invece a Peter Schlechtrim, che più o meno era sotto l'influenza americana, chiaramente orientato verso l'Europa, l'Unione Europea. Quindi, se ho capito bene, sì, è in questo modo che si è arrivato al diritto privato europeo e che a un certo punto poi hai iniziato ad occuparti più nello specifico della tutela dei consumatori, quindi del diritto dei consumatori. Quindi vendita di Peter Schlechtrim e poi
diritto dei consumatori? Cioè è lui un po' che ti ha portato in questo o non Il soltanto? diritto del consumatore non soltanto, ma perché per Peter Schlechtrim il diritto europeo, la legislazione europea era sempre una minaccia per la Convenzione di Vienna. Allora era anche un campo di conflitto tra di noi, un po' perché c'era questa direttiva sugli pagamenti, Ritardo di ritardi di pagamento, pagamenti, in questo caso c'è veramente anche oggi un conflitto tra la Convenzione di Vienna e l'unificazione del diritto nazionale per la direttiva, e poi sarà molto più serioso con il nuovo regolamento in futuro. No, sì, in questo tempo un giovane ricercatore ha cominciato a pensare a livello europeo. C'erano direttive sul campo di diritto delle compagnie, anche un po' di diritto di lavoro ha cominciato anche in questo tempo, ma soprattutto diritto per la protezione dei consumatori. Allora, la direttiva per le clausole vessatorie è di 1993, la prima direttiva sulle doorstep selling contracts. Vendita a distanza. No, non in distanza, come si chiama, Haustürgeschäfte. Commerciali. Yeah, oggi questa è la nozione, ma la nozione storica è un po' diversa. Era di 1985 e la direttiva per la responsabilità dei prodotti adesso è cambiato, era anche dal 1985. Allora, per fare qualcosa europeo bisogna di fare o i grandi principi del diritto primario o diritto dei consumatori. Allora, combinare comparazione e diritto europeo nel senso stretto vuol dire diritto di consumo, ma non ho fatto in questo tempo come programma, ma solo si trovano regole generali, soprattutto un po' più tardi con la direttiva sulla compravendita di 99. Era l'idea si sarebbe possibile di trovare principi più generali nell'acquis communautaire. E poi per il diritto al consumo l'ultimo passo era il bando di questo posto a Bayreuth. Questa è l'unica cattedra in Germania che si chiama diritto di consumo, diritto privato, diritto comparato, ma questi sono aggiustamenti con le mie preferenze, ovviamente, ma per il diritto di consumo non c'è, e lo stesso in Italia, non è una disciplina ufficiale nel senso di abilitazione, nel senso di cattedre. Ovviamente ci sono tanti colleghi che lo fanno, ma anche in altri paesi il diritto di consumo fa di più parte dal diritto pubblico che il diritto privato, civile. E con il cambio in 2010 adesso, dopo la mia presidenza a Osnabrück, era una nuova prospettiva, anche un po' sulla prospettiva del diritto comparato, perché come comparatista ma non è chiaro che tutti i conflitti sono anche orizzontali, sono regolati con gli strumenti del diritto privato. È abbastanza chiaro che tanti, soprattutto Italia, Francia e Spagna, fanno tutti, hanno l'idea di organizzare tanti conflitti anche con misure di istituzione di amministrazione pubblica e anche con sanzioni amministrative, ma questa non è veramente una idea che non si conosce in Germania. Si conosce nel diritto alimentare, ovviamente, si conosce anche in alcune discipline speciali, nel diritto bancario, anche in alcuni settori, ma come strumento generale, come qui con la AGCM che mette sanzioni alle imprese, non esiste come strumento generale in Germania. Non c'è la sanzione amministrativa come strumento generale nel
diritto generale dei consumatori. Allora era veramente una nuova possibilità di sviluppare qualcosa di nuovo, anche un po' intradisciplinare, allora tra le discipline giuridiche, e ho preso questa possibilità e siamo cambiati. L'Università di Bayreuth è sempre all'avanguardia. Yeah, ma era una grande competizione ufficiale, perché era anche quello, non solo la commissione per il posto, ma anche prima c'era una competizione tra alcune università e ovviamente anche la specializzazione dell'Università di Bayreuth sul campo del diritto di alimentari era una delle grandi ragioni perché hanno vinto questa moneta per la cattedra. Per 5 anni era finanziato di un ministero federale, che non è possibile nella nostra Costituzione, e c'era anche un conflitto con la Corte dei Conti. Era un po' difficile anche per me, ma è chiaro che è la competenza unica delle Bundesländer di finanziare l'università direttamente. Giustamente è stato detto che l'Università di Bayreuth è sempre è all'avanguardia, appunto, anche perché oggi tu ti occupi molto di diritto digitale, no? Quindi trattamento dei dati personali, ma non soltanto. E diciamo che recentemente ti sei dedicato, ti sei concentrato sullo studio di un fenomeno, è quello del pagamento con i dati personali, no? E spesso ne abbiamo discusso, il fenomeno credo sia noto un po' a tutti, quindi quando navighiamo in internet prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali per ottenere un contenuto, un servizio, no? Apparentemente gratuito, che in realtà gratuito non è. Ci puoi spiegare come funziona esattamente questo modello di business e qual è stata l'evoluzione normativa a livello europeo? Perché il fenomeno è anche disciplinato oggi, no? Allora, bisogna di cominciare con il truism che i nostri dati personali sono troppo economici. Immaginare che tutte queste fotografie su Instagram sono una contraprestazione per i nostri dati, per il diritto di usare i nostri dati, è un po' assurdo, penso. E che per me è molto importante che è giustamente non il consenso che fa l'oggetto della prestazione, ma l'oggetto della prestazione il diritto di usare. Allora, è come la proprietà e non per un tedesco sapete che noi abbiamo questa separazione proprietaria e obbligatorio, e poi noi abbiamo un'idea di avere un negozio giuridico separato, e anche nei dati personali per me è molto importante di dire il consenso è solo un strumento per stabilire il diritto di usare i dati personali. Un altro può essere, per esempio, di non usare il diritto di opposizione contro l'uso di dati sotto l'articolo 21 del GDPR. Allora ci sono alcuni alternativi e non è necessariamente come analisi sul diritto privato il consenso che è l'oggetto della prestazione. Originalmente non era la mia idea, era l'idea di una dottoranda, Carmen Langhanke, che ha pubblicato una monografia, e probabilmente la tesi di dottorato la più importante che ho avuto l'onore di mentorare. Perché è la prima monografia su questo tema. Più o meno, c'erano anche altri, ma per esempio in Italia Giorgio Resta ha scritto alcuni punti, ma sulla prospettiva del diritto e delle obbligazioni penso veramente la prima.
Poi c'era una discussione a sul livello, perché hai domandato come queste idee sono diventate oggetto di una legislazione europea. C'era in corso della preparazione della direttiva sui contenuti digitali e servizi digitali, l'idea che facciamo con questa idea, e c'era veramente bisogno di avere chiaro l'ordine in tempo, la cronologia. Allora, mi ha dato Carmen Langhanke, adesso Remke, la tesi. Ho detto dobbiamo immediatamente pubblicare qualcosa in inglese. Abbiamo pubblicato questo articolo. Siamo nel 2015, quindi. Siamo nel 2015 e abbiamo pubblicato questo articolo, e 2 settimane più tardi la Commissione ha pubblicato la proposta per la direttiva, dove c'era nell'articolo 3, come oggi, qualcosa sui dati personali come contraprestazione. Poi c'era una grande protesta del come si dice, europäischer Datenschutzbeauftragter, del garante europeo per la privacy, e nel corso di negoziazioni su questa direttiva era sempre chiaro che bisogna di evitare la parola contraprestazione. E anche nel trilogo c'era il problema come evitarlo. E in questa fase c'era non solo la proposta di questa direttiva, ma anche la direttiva parallela Omnibus, dove hanno fatto lo stesso, più o meno la stessa regola, no, più stessa. E la domanda era: che facciamo adesso? E la risposta era alla fine di evitare la domanda di contraprestazione, ma solo descrivere il scopo di applicazione. E questo pensiero ha come conseguenza che adesso abbiamo nell'articolo 3, primo comma, una regola che si chiama, che si ride più o meno come questa direttiva si applica anche in caso che il consumatore dà dati o promesse di dare dati. In questo caso non c'è un contratto, cioè non viene qualificato come contratto. E anche non era qualificato come obbligazione, non era qualificato anche sulla prospettiva del diritto privacy. Hanno evitato anche il riferimento alla GDPR. Ma hanno solo detto che si applica la direttiva, si applicano i standard di conformità, tutti i rimedi si applicano in questo caso, ma non tutti, ci sono piccolissime variazioni, per esempio la riduzione di prezzo non si può applicare in caso di dati. Questo era ovviamente il consenso. Io ho dubbi se non è possibile, ma alla fine non è possibile. Adesso abbiamo l'armonizzazione completa, allora non possiamo decidere altre volte. Ma possiamo decidere sul campo B2B, ovviamente, ma non facciamo. Questa è la reazione, l'articolo nel codice del consumo è l'articolo, come sapete tutti voi, di 135 Ottis, dove si trova nel quarto comma anche la trasposizione di questo punto della direttiva. Penso che è importante in questo caso che questa regola si applica ovviamente a tutti i casi dove dopo un'analisi troviamo veramente una contraprestazione, un diritto di usare i dati personali per un certo oggettivo, ma si applica anche a casi dove non si può qualificare questi argomenti sui dati come contraprestazione, perché
l'imprenditore ha il diritto di procedere con i dati, diritto dalla legge, per esempio sulla base dell'articolo 6, lettera F, ma anche su altre basi ha la possibilità di usare i dati per certi oggettivi. In questo caso è veramente difficile, in una prospettiva civilista, penso almeno io, penso che è la prospettiva una maggioranza di colleghi mi sogliono in questo senso, almeno in Germania. In questo caso non abbiamo una vera contraprestazione, allora è una contraprestazione finta. E la direttiva non si applica in questo caso? No, si applica. Si applica. Per evitare la domanda sì è una contraprestazione a livello europeo e devono adesso rispondere gli Stati membri, i giudici negli Stati membri, sì è una contraprestazione perché la direttiva non qualifica un contratto, ma noi abbiamo altre domande che non sono regolate nella direttiva, bisogna di qualificare il contratto. Per esempio, abbiamo adesso nella codificazione tedesca una regola 516A, ma che vuole dire nella lingua italiana bis, per noi sono caratteri, ma è lo stesso. Donazione di contenuti digitali. Per esattamente queste situazioni hanno fatto, ma non hanno fatto per il comodato, non hanno fatto anche per servizi gratuiti, non hanno fatto perché sono diversi dipartimenti nel Ministero della Giustizia, hanno fatto un po' di caos in questo senso. Non si sono coordinati quindi? Si sono coordinati, ma non hanno coordinato i risultati. Esistono anche protocolli, si sono coordinati, ma hanno detto ma questa è la mia responsabilità, basta. Posso fare una domanda? Quanto il consumatore, cioè normale come me, capisce di tutto questo? È a conoscenza, è consapevole? E altra domanda, non è curioso che proprio il diritto dei consumatori, che dovrebbe tutelare il consumatore, poi quando viene deciso nei contenuti, trova tutte le scappatoie per arrivare a non dire che è una controprestazione? Penso che dobbiamo separare due cose. Penso che il consumatore normale sa che qualcosa è fatto con i dati e che questo fatto fa tutto il modello attrattivo all'impresa, Meta o tutti gli altri. La costruzione precisa è di una complessità che ho dubbi che abbiamo bisogno di farlo capire al consumatore, perché anche il consumatore non capisce anche la differenza tra non conformità e vizi occulti. Sì. E non è necessario di capire per un consumatore normale. È giusto, abbiamo la difficoltà che facciamo con la volontà delle parti, in questo caso, dove la costruzione non è capita dalle parti, e abbiamo questo problema soprattutto ai confini dei tipi di contratti, dove cambiamo i risultati. Per esempio, noi, anche voi avete qualche traccia, noi abbiamo un privilegio per il risarcimento del danno del donatore. Sono casi rarissimi probabilmente, ma abbiamo. La domanda sostanziale adesso è chi interessa il consumatore, applichiamo questo privilegio o no? Abbiamo adesso cominciato il dibattito, ma questa è altra cosa, che se è una responsabilità basata su una compravendita o su una donazione atipica. Per il consumatore personalmente non è così importante, penso.
Ovviamente, prima che mi bacchetti, ho usato appositamente consumatore normale e non medio, perché qui in Italia abbiamo avuto alcune pronunce, in particolar modo una da parte del TAR Lazio, che comincia a fare una distinzione, a dire ormai il consumatore medio è un consumatore che sa che cosa l'aspetta nel mercato digitale, quindi non possiamo poi garantirgli questa tutela così ampia, perché insomma ormai dovrebbe capire come funziona. Poi fortunatamente con l'ultima direttiva abbiamo corretto un po' il tiro, era un caso che riguardava le recensioni false questo. Quindi già anche c'è una discussione su questo consumatore medio, no? Su come lo definiamo quando si muove nel mercato digitale. Se cominciamo di fare il diritto di consumo, abbiamo sempre questa discussione che è soprattutto una discussione politica e anche una discussione giuridica, normatica, quando è rilevante per l'applicazione, per esempio per le libertà fondamentali del diritto europeo. L'altro è una domanda politica, Carlo, che è lo standard di conoscenza, anche di conoscibilità di un consumatore che vogliamo applicare. Ho un po' dubbi se è possibile di decidere generalmente e penso che avere un consumatore standard come modello è una buona idea di base e io ho dubbi che è veramente come si dice dimentica il medio consumatore, vero? Perché la media dei consumatori vuol dire che 49% dei consumatori sono troppo deboli per questa situazione. Ma il standard è un altro, ovviamente, anche praticamente è un altro. E l'idea è un consumatore non professionale abbastanza debole, ma normalmente debole, ha la possibilità di capire generalmente che passa. La risposta a questa domanda può cambiare. Per esempio, nel primo decennio di questo secolo, grazie, secolo, ma le persone non hanno capito che i dati hanno un valore. Adesso hanno capito anche tanti consumatori. È abbastanza chiaro, e si vede, si vede anche tutti questi button per i cookie e tutte queste cose. È chiaro che c'è una ragione perché abbiamo questi meccanismi. Abbiamo due ragioni adesso. Abbiamo la protezione di personalità, ma abbiamo anche la protezione sul campo di valore economico dei dati. E penso che questo sufficirebbe. E io penso che sul modello normale di Facebook non lo trovo così male la soluzione. La prestazione di Facebook, perché io ho un rete che non era immaginabile per il mio maestro. Una rete digitale costa soldi questa rete, anche su Instagram, su LinkedIn, su tutti questi mezzi di comunicazione costano soldi. E non doverlo pagare, ma poter pagare. Non costano soldi, ma costano soldi alle imprese e bisogna avere una ragione per farlo. Lo trovo molto interessante. Abbiamo problemi con questo e dobbiamo regolare. Mi capisci bene, per favore, ma il modello di Mase, e questa era anche l'idea di questa tesi di dottorato di Carl Langhans, che è anche di nostro articolo comune, anche tutti i sviluppi posteriori, che bisogna anche di fare possibile questa costruzione. E come si può fare? Dove sono i confini per clausole per gli imprenditori?
dove sono i confini anche con l'uso con i dati? Ci sono confini, ma dove sono? E che sono i presupposti per fare chiaro che c'è una specie di contrapprestazione. Ma secondo te quindi la disciplina, cioè la normativa attuale è soddisfacente, cioè, tutela in maniera sufficiente il consumatore? La trovi una buona normativa? E soprattutto aggiungo anche un'ulteriore domanda. Chiaramente la direttiva è stata attuata, no? La direttiva del 2019 in vari paesi europei. Quindi abbiamo tutti una disciplina che è di origine europea, ma ci sono comunque delle differenze, no? Anche proprio tra Italia e Germania. Quali sono queste differenze? Chi ha regolato meglio alla fin fine? I tedeschi o gli italiani? O qualcun altro ancora? Ci sono tante risposte su questa domanda, ma abbiamo la domanda più generale che facciamo con questo tipo di contratto, che non è un tipo di contratto ma qualcosa orizzontale che tocca a tutti i tipi di contratti. In questo punto penso che la soluzione tedesca non è ideale, la soluzione estona è molto meglio. Ma sul campo specifico di Estonia, sul campo specifico di pagare con i dati personali, penso che sul livello europeo manca qualcosa che è anche menzionata della direttiva nel considerando 40, ma che passa quando il consumatore usa i diritti del diritto della privacy. Allora, la revoca del consenso, l'opposizione al procedimento con i dati, ma anche altri diritti. È più o meno scritto nella direttiva, Stati membri, per favore fate voi. Penso che la soluzione tedesca qui è bene. Perché noi non abbiamo fatto nulla invece. Lo so, lo so, ma è importante non dimenticare che abbiamo due concetti. Abbiamo il concetto scopo di applicazione della direttiva, questa è una benissima idea, perché si può applicare la direttiva senza decidere se c'è una contrapprestazione. Ma abbiamo anche la necessità in tante situazioni, che facciamo in casi dove l'equivalenza di queste prestazioni non funziona più, e questo non è regolato, con l'eccezione di difetto, ma il difetto da parte, che non è regolato nella direttiva, ma è solo menzionato in questo considerando 40. Penso la soluzione tedesca è abbastanza bene, è scritto in un articolo 327Q. Allora, noi non abbiamo terdecis o qualcosa di simile, ma abbiamo caratteri. Allora, Q, che dice, prima, la revoca di consenso non cambia nulla al contratto. Allora, in particolare, cambia nulla alla validità del contratto. Allora, rimane, ma questa è ovviamente una soluzione tedeschissima, perché abbiamo l'astrazione. Trovato? Ma sono esattamente in questo articolo concentrati le idee di Kamdrem, che è del nostro articolo. Il primo punto, la validità, la revoca di consenso non tocca alla validità del contratto. Poi non c'è compensazione per l'imprenditore. Questo è il terzo comma. Primo comma è validità, terzo comma. Cioè se il consenso viene revocato dall'interessato, non c'è la necessità di pagare, né risarcimento del danno, né un arricchimento senza causa, né tutte le altre idee che si può avere. Ma siamo giuristi, abbiamo fantasia. Questo è veramente chiaro che è bloccato tutto.
E poi abbiamo per i contratti di durata una regola particolare che si chiama Kündigung, che è una, come si dice? Recesso, ma recesso è la traduzione italiana per due parole tedesche, Rücktritt, più o meno per la compravendita, e Kündigung, che ha due modelli, come rimedio a un inadempimento o come mettere fine normalmente a un contratto. Allora abbiamo di due, ma recesso è un diritto di recesso perché abbiamo un problema con il contratto. Ma solo per i contratti di durata, per tutti gli altri contratti il governo tedesco con la proposta di legge ha detto che in questa regola implicitamente abbiamo deciso anche che per gli altri contratti che non sono contratti di durata è una decisione di rischio contro l'imprenditore, basta. E questa regola non è dispositiva. Allora, penso che qualcosa simile abbiamo bisogno sul livello europeo, ma il problema è, prima di farlo, dobbiamo almeno avere un consenso della costruzione, perché questa manifestazione di una soluzione tedeschissima è un po' difficile a stabilire sul livello europeo. Mi ricordo bene le nostre discussioni su questo punto, ma è veramente difficile, bisogna avere un minimo di accettanza per questa soluzione sul punto di vista politico. Mm-hmm. Cioè capire come costruire giuridicamente questo business model. Ma anche con la Kündigung, con il recesso, ma questo è un rimedio che in questa forma non esiste in tanti stati membri. Il modello francese è diverso, il modello italiano, il modello spagnolo sono tutti diversi, esistono più o meno Estonia, Germania, Svizzera, Austria, basta, più o meno. Ma in realtà adesso noi abbiamo parlato della direttiva 770, no, del 2019, sappiamo però che in materia di dati ci sono altri strumenti europei a partire dal GDPR, cui si sono aggiunti poi recentemente anche ulteriori regolamenti, il Data Governance Act, il Data Act, che pure regolano in qualche modo, no, il trattamento dei dati o si occupano dei dati personali, non personali. Tu, se ho ben capito, ti stai occupando del Data Act, quindi della legge sui dati. E di che cosa si occupa esattamente il Data Act? Come sempre a livello politico, questa legge, che è un regolamento, si chiama legge, che è un po' di pubblicità politica, ha un nome un po' esagerato. Abbiamo 2 o 3 punti centrali che sono regole sul cambiamento del fornitore di cloud e anche l'organizzazione di questo cambiamento tecnicamente, che sono molto importanti e fanno pressione ai fornitori. Poi abbiamo regole particolari sul diritto di usare dati, personali o non personali, dati di un dispositivo IoT o un servizio connesso. Difficile definire che è esattamente questo servizio, ma per il momento è chiaro, un dispositivo IoT. È chiaro in questa situazione un dispositivo IoT comprato o locato. E poi c'è un'altra categoria che in inglese è lease e in tedesco è leasing, e ho dimenticato la versione italiana, dove non sappiamo esattamente se è questo contratto con un
aspetto di finanziamento o è un'altra versione di locazione che include anche la locazione immobiliare. Ma non si sa per il momento. Probabilmente le due, perché c'è per i smart home, applicazioni smart home e sono menzionate espressamente nelle considerande. Allora, questo secondo punto, chi ha il diritto di usare questi dati? E la risposta è il compratore e il locatore. È veramente un diritto non di data holder, come si dice, detentore di dati? Penso, ma cambia, la nozione nel governance, anche la traduzione italiana è diversa. Per il momento è veramente difficile, il solo modo di orientare e riferirsi alla versione inglese, perché questa è la versione di partenza. E economicamente e da una prospettiva di potere è chiaro che questo detentore di dati è il capo dei dati, ma giuridicamente non è il utente di questa, utente non dei dati, ma utente del dispositivo IoT. Per tante imprese era una sorpresa male, ovviamente, di non avere più senza consenso di compratore il diritto di usare i dati. Non è un diritto assoluto, è veramente un diritto relativo contrattuale, per questi due tipi di contratti soprattutto, ma non è una sorpresa, abbiamo regole simili, almeno nel nostro codice, in articolo 446, dove è regolato anche il passaggio del rischio. È chiaro, dopo il passaggio del rischio, tutti i frutti, tutti gli vantaggi del bene appartengono al compratore. E penso che dall'articolo 1477 possiamo nel secondo comma trovare una regola simile. È più difficile di spiegare tutto con la locazione, penso, ma con la compravendita è più o meno la regola generale del diritto europeo. Ma è una sorpresa perché hanno fatto sempre altra volta. E adesso devono cambiare contratti e non è facile perché con clienti consumatori non è possibile di darlo se non espressamente. Allora bisogna di informare, ma non informare nel senso di informazioni generali, formalizzati, oggettivi, ma concretamente, ma vogliamo usare i tuoi dati di uso. Una domanda, l'ultima. È molto difficile anche coordinare, no? A un certo punto chi è il data holder diciamo, è il titolare dei dati ai sensi del GDPR, cos'è ai sensi del codice civile. Quindi queste sono un po' diciamo, domande che si pongono oggi e si pongono anche perché c'è tutta una serie di testi, ci sono dei testi normativi che trovano applicazione contemporaneamente, no? Tra l'altro stanno aumentando anche, cioè abbiamo diversi regolamenti, no? Oltre al Data Act, il Data Governance Act, se pensiamo più in generale alle nuove tecnologie, c'è la legge sull'intelligenza artificiale, quella sui mercati digitali, servizi digitali, poi c'è la direttiva Omnibus, esatto, che hai menzionato prima. Ecco, e tutti questi testi non sono stati coordinati, no? Nel senso che c'è sempre un richiamo, semplicemente si dice continua a trovare applicazione il GDPR nell'ipotesi in cui vengano trattati dati personali, ma questo è tutto. Quindi diciamo è difficile orientarsi, no? in questo ginepraio appunto. Quindi secondo te qual è la via d'uscita? C'è una via d'uscita?
Penso che è un sviluppo necessario. Siamo in una rivoluzione tecnica, che è comparabile, ma non è visto sempre solo con la rivoluzione industriale. E comparata alla rivoluzione industriale siamo più o meno nell'anno 1830, anche con la qualità legislativa. Allora, non abbiamo l'esperienza, abbiamo l'avvantaggio di essere più veloce con l'informazione, allora può essere anche 1850, ma non di più. Per avere un BGB dobbiamo Per avere un aspettare BGB, ancora? ma anche per adattare il nostro diritto civile agli nuovi sviluppi. Abbiamo lo stesso, per esempio, nel Novecento abbiamo avuto il telegrafo, no? Ma ha cambiato il modo di conclusione di contratto. Veramente abbiamo decisioni in Germania di Corte d'Appelli, ma adesso la conclusione di contratto dipende dall'apertura dell'istituzione del telegrafo. Ma era veramente qualcosa di completamente nuovo. Forse però adesso ci viene imposta una maggiore velocità, cioè la sensazione che sia, no? Sì. È che anche il legislatore europeo stia arrancando. Prendi la direttiva 2161, quella del 2019, le recensioni false, si pone il problema di quando le scrive un essere umano, ma ormai le sta già scrivendo ChatGPT le recensioni, quindi avremo un po' il problema di incidere, no? Quindi facciamo un po' fatica a rincorrere il cambiamento della realtà. È così, ma è la stessa situazione come dopo la rivoluzione francese per i legislatori europei. Ma cambiare il diritto civile alle libertà civili era veramente un gran progetto, e abbiamo adesso lo stesso. Allora non è veramente una sorpresa che abbiamo adesso una legislazione caotica. Caotica. Come? È caotica. Un ginepraio. Sì, Seconda osservazione, non è completamente vero che non abbiamo coordinazioni. Abbiamo per esempio una nozioni di servizi digitali, di tanti, dove si riferiscono altri regolamenti. Abbiamo tanti di queste nozioni. È abbastanza anche chiaro che abbiamo adesso un sistema di nozioni, ma bisogna anche di analizzarlo come sistema. Per il momento ho l'impressione che noi gente dell'Accademia, soprattutto tentiamo a interpretare il solo atto e non di trovare concetti più generali e anche nozioni più generali. Questo è adesso il nostro compito di cambiare, ma senza questo lavoro non è possibile anche per il legislatore di trovare una base comune. Dobbiamo noi sviluppare una base di dialogo e anche di dibattito, un linguaggio dove noi possiamo partire anche come legislatore, ma anche come giudice, ma anche come ricercatore, chi fa una nota sentenza o chi interpreta un comma di un articolo importante o meno importante anche. Bisogna adesso abbiamo un gran compito di farlo e bisogna anche di comparare la dimensione veramente al Novecento, perché è la stessa cosa, non ha niente a fare con i BGB, era probabilmente un vantaggio per i tedeschi che hanno avuto questi due sviluppi in parallelo, ma per esempio il nostro concetto oggi di non conformità che abbiamo nella direttiva compravendita è originalmente un concetto inglese del tempo vittoriano, degli anni 40. Hanno cominciato a pensare a un nuovo concetto di vizi in questo tempo.
e hanno durato a 1960, quando era una specie di standard mondiale. Allora anche sì, il sviluppo è più veloce, abbiamo anche la necessità di capire, di organizzare. Hai ragione, ma abbiamo la necessità anche di lavorare su questo. Domande più personali? È un botta e risposta, quindi molto ritmato perché poi abbiamo il vino che ci aspetta. Allora, inizio. Qual è il tratto principale del tuo carattere? Ora vediamo se dici la verità. Spero l'apertezza al straniero. Ok, sei aperto a non solo però alle persone, ai concetti stranieri. Ok. Che cosa apprezzano di più di te i tuoi amici? Ascoltare, penso. Il fatto che ascolti. Quali sono le qualità che tu apprezzi di più nei tuoi amici? Compagnia. Dopo la pandemia, compagnia è più importante. Ok. Ma il caffè Il caffè dagli due italiani, soprattutto ovviamente. un strumento di compagnia per me. Anche di godimento, ovviamente. Quali sono le qualità che apprezzi di più in una donna? In una donna? Difficile rispondere. Allora, cordialità, onestà, gioia di vivere e intelletto. E invece in un uomo? Se c'è differenza. Cordialità, onestà, gioia di vivere, ma penso... Non E intelletto. intelletto ovviamente, ma penso che non fa veramente una differenza. Ok. C'è la differenza, ma per le qualità... Una persona che per te è una fonte di ispirazione continua, che ti ispira, non necessariamente in ambito accademico. E i miei figli, ormai quasi adulti, i miei assistenti e allievi e colleghi. Qual è il tuo ideale perfetto di felicità? Se pensi alla felicità, cosa pensi? Vacanze con la famiglia nelle Alpi o alla spiaggia in Italia. Oh, in Italia, perfetto. Ma non è l'ideale della mia famiglia, io sono Ok. la spiaggia, sì. Questo è il problema. Ok. Quali colpe perdoni con maggiore indulgenza? Errori commessi per paura. Paura. Ok. Quale sarebbe per te la più grande disgrazia? La perdita di familiari, amici. Qual è il tuo scrittore preferito e perché? Tu ne leggi tantissimo, È quindi uno dei è tuoi un scrittori. scrittore tedesco, leggo soprattutto romanzi gialli, si chiamano crimi? Sì, Sì. romanzi gialli. E lui, Tom Hillenbrand, ha scritto sul cibo, in parte, è di un come si dice, Koch, chi fa la cucina. Sì, un cuoco, uno chef. Cuoco di Lussemburgo, una chef di Lussemburgo, e all'altra parte ha scritto anche romanzi sul tecnologiche. Allora, ecco, sul Monte Cripto è un titolo, per esempio. Ok. E il tuo pittore preferito? Questo è difficile perché normalmente non ho il tempo di andare ma probabilmente il preferito è Stefan Lochner, che era un pittore medievale che ha fatto un'opera molto amato da me che si chiama Dombild e che si trova nella cattedrale di Cologna, che originalmente era una cappella come si dice, Rathaus, Il municipio. dal municipio medievale di Cologna. È veramente con Maria e tutti i patroni della città, è veramente una gioia di guarda. Ok. Ascolti musica? Sì. Di che tipo?
po' di Vado tutto. tante volte all'opera, anche la classica soprattutto, per il momento Brahms, Beethoven, ma anche la moderna, Hans Zimmer. Hans Zimmer. No, Niente la musica Wagner. mi piace, ma Niente i testi Wagner. sono Cosa dico? Ok. inaccettabili. Non è veramente... Germania, fine... Ma il festival è veramente così importante per la città, ma i testi non sono accettabili, penso. Non è obbligatorio. Ma devo menzionare anche una squadra di Colonia che si chiama Black First, che è una squadra regionalissima, fondata negli anni 70, e che soprattutto nel carnevale, ma anche di là. Ma questi sono i miei musici preferiti. Ok. Senti, canti sotto la doccia? Dai, su. Normalmente io sono il primo e gli altri vogliono dopo. Hai poco tempo. Allora sarebbe una problematica familiare di cantare. Normalmente no. No, ok. Normalmente no. Senti, ho visto che tu sei molto social, sui social pubblichi un sacco di fotografie di fiori. Qual è il tuo fiore preferito? Ibisco e rosa. Ma sono tanti modi di rose, ma anche ibisco. Ok, dimmi una cosa, in cui i tedeschi sono più bravi degli italiani? Comunicazione diretta, non necessariamente amicabile. Ok. E dimmi una cosa invece in cui sono migliori gli italiani rispetto ai tedeschi. Ospitalità e retorica. E? Retorica. Ah, retorica, scusa. Senti, la tua città italiana preferita, tu vieni spesso in Adesso Italia, diventa viaggi veramente tanto. difficile. Allora, storicamente era Roma. Per me, come un uomo di Colonia, era veramente... Sono andato almeno 30 volte. Per lavoro Verona e probabilmente in futuro anche Qui Udine. ti volevo su Verona. Che sto chiedendo. Adesso anche Udine. Oh, bene. E per le vacanze Termoli, Molise. Termoli, Molise. Ah. Senti, il tuo piatto italiano preferito? La pastisada di cavallo. Ma bisogna di non di raccontare ai miei assistenti femminili. Ok. Pastisada di cavallo. Pastisata Di di Verona. Ah, ok, io non l'ho mai mangiata, quindi poi mi spieghi bene. Senti, Devo aggiungere ovviamente prosciutto San Daniele. Ma... prosciutto San Daniele, tagliolini alla San Daniele, frigo mi sembra giusto. Senti, chiudo chiedendoti se hai un motto. Ma è dal dialetto di Colonia. È tradotto in italiano. Poi. Beh, Teresa, prego. O Anna. Che... Et es wie et es. È così com'è. È così com'è. È così com'è. Es ist wie es ist. È così com'è. Et es wie et es. No, è un po'... come si dice, bescheiden, è un po' modesto. Non posso io cambiare tutto. È un po' un invito ad accettare la realtà. Sentenze, bisogna di aggiungere anche gli altri. Questo è solo l'inizio del questo è solo l'inizio del sono motto. i 3 primi articoli della legge fondamentale della colonia, ma è giocoso ovviamente. Okay. Et es wie et is, et gut wie et gut, ma venire come venire. E het het nog immer goed gegangen. Questo proprio l'ho capito subito. E comunque è andata sempre bene.
Perfetto, allora non ci resta che andare ad assaggiare questo vino. Ringraziamo intanto moltissimo Martin Schmidt-Kessler, al quale consegno la nostra borsa e la maglietta del Taius. Ringraziamo Teresa Perton, alla quale pure consegniamo la nostra borsa e la maglietta del Taius. Grazie a tutti voi, anche ai colleghi del Dipartimento che sono presenti, e ci vediamo qua fuori per l'aperitivo. Grazie mille ancora.